Benvenuti a tutti amici videospettatori della Wisport. Le nostre telecamere quest'oggi sono al San Paolo di Barcellona Pozzo di Gotto e vi racconteremo della 13ª giornata del campionato Allevi regionale Girone C. Ad affrontarsi saranno l'Orsa Pozzo di Gotto contro il Città di Messina, prima in classifica con 34 punti, ben 12 partite giocate, frutto di 11 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte. Invece l'Orsa Pozzo di Gotto si trova con un punto in classifica, il fanalino di coda di questa classifica, con 11 partite giocate, 0 vittorie, un pareggio e ben 10 sconfitte. Nell'ultimo turno i ragazzi di Mister Cosimino hanno vinto 6-0 in casa contro la Folgore e vedremo se quest'oggi saranno capaci di portare altri 3 punti preziosissimi a casa per arrivare a 37 punti in classifica e staccare ancora punti sulla seconda classificata. Vedremo intanto chi scenderà in campo. Per il Città di Messina in porta si schiererà con Gulletta, difesa formata da Antonuccio, Mannino, Capodivento e La Rosa, centrocampo invece composto da Giordano, Zagone e Maisano, trio d'attacco formato da Currò, Spuria e Arena. Vedremo se questi 11 scelti da Mister Cosimini saranno quelli giusti, quelli che porteranno i punti a casa. Abbiamo visto anche con l'aiuto delle nostre immagini la formazione dell'Orsa che precedentemente è apparsa nei nostri video schermi. Allora ci siamo quasi, siamo ai soliti saluti di rito con il direttore di gara che farà scegliere il pallo campo a entrambi i capitani che adesso gli scambieranno il saluto e fra pochi istanti si schiereranno nelle proprie metà campo e si parte con l'Orsa che attaccherà da sinistra verso destra, invece il Città di Messina e Maglia Verde attaccherà da destra verso sinistra ed è subito la prima occasione per il Città di Messina con Maisano che prova dall'auto di destra a mettere questa palla in mezzo, ma la palla è alta e allora si conclude con un nulla di fatto la prima azione del Città di Messina che dovrà correre subito ai ripari per l'infortunio di Zagone. Entra Spoto al posto suo e questa punizione su schema, la palla arriverà poi a Mannino che in due tempi stoppa la palla, calcia in porta, ma il sinistro è debole e allora l'estremo difensore Barca dell'Orsa Barcellona farà preda di questo pallone e poi ci sarà questo contatto in area di rigore, ma l'arbitro farà giocare Arena. È stato toccato da un difensore, come abbiamo visto, dell'Orsa Pozzo di Gotto e ci proverà ancora una volta Arena a portarsi la palla sul sinistro e calciare in porta, ma una respinta del difensore porterà la palla in calcio d'angolo. Adesso ci proverà invece l'Orsa Pozzo di Gotto a reagire con il numero 7 Nicolosi che ci prova, ma l'estremo difensore Gulletta è pronto e sventa la minaccia. Ci proverà ancora l'Orsa Pozzo di Gotto con il numero 9 Calabro, ma la palla finisce alle stelle. Ancora risultato fermo sullo 0-0. Ci sarà invece adesso un'occasione per il Città di Messina che si proietterà in avanti ancora con Arena, ma grandissima l'uscita dell'estremo difensore dell'Orsa Pozzo di Gotto. Dirà ancora di no al numero 11 della formazione in maglia verde. Ci proverà adesso con Giordano con questo tiro da fuori, ma la palla finisce alta e allora ancora Città di Messina fermo sullo 0-0. Ci sta provando in tutti i modi a passare in vantaggio, ma sarà su questo rinvio della difesa dell'Orsa Pozzo di Gotto che terminerà così la prima frazione di gioco. Risultato fermo sullo 0-0. Non si sblocca la gara, ci stanno provando in tutti i modi i ragazzi di Cosimini, ma l'Orsa tiene bene il campo e prova con le dibattenze di contropiede a punire la squadra in maglia verde che prima della seconda frazione di gioco effettua un doppio cambio. Entrano Lazzaro e D'Amico ed escono Antonuccio e Currò e si parte. Siamo già nella seconda frazione di gioco che ci proverà Spoto a calciare in porta e D'Amico trova il tapin vincente, ma l'arbitro fischia e assegna il fuorigioco, quindi risultato ancora fermo sullo 0-0, ma poi questo grandissimo gol di Spoto che ipnotizza tutti e realizza la rete dell'1-0. Proprio Spoto che entra dalla panchina, sale in cattedra e porta in vantaggio i suoi con questo sinistro formidabile da fuori aria. Eurogol di Spoto, sembra il replay di Capodorlando di qualche mese fa. Poi ci sarà una sostituzione, esce Spuria ed entra Cangemi, ma sarà su quest'assist di D'Amico che Arena a tu per tu col portiere non sbaglia ed il brasiliano ci mette sempre lo zampino. 2-0 adesso del Città di Messina che si porta con ben 2 lunghezze sopra l'Orsa Pozzo di Gotto. Anthony Arena trova il 2-0 e il tapin vincente su assist ancora di D'Amico che mette la palla al compagno dolce e Arena sappiamo che da pochi metri non sbaglia mai. E ancora sarà la Città di Messina con Maisano che trova il 3-0 su un'azione rocambolesca. 3-0 del Città di Messina adesso che sta dominando l'Orsa Pozzo di Gotto dopo lo svantaggio iniziale, sembra adesso scomparsa in campo. Ci sarà allora un'altra sostituzione, esce Mannino ed entra Lopresti, ma sarà ancora Città di Messina e ancora Arena con il 4-0 che
potrà chiudere forse così la gara. Doppietta per il brasiliano, che si conferma uno dei migliori di questa squadra. Ci sarà l'ultima sostituzione, esce Giordano ed entra Gualberti con il numero 15 e adesso ci proverà Gangemi, non è entrato con questo destro a giro, ma la palla finisce alta. È ancora stato fermo sul 4-0, ci proverà anche Lazzaro, ma la palla finisce fuori. Città di Messina che sta dominando in questa seconda frazione di gioco. Ci sarà ancora Spoto con questa tranquillità e con questa freddezza a realizzare il 5-0, un altro grandissimo gol di Spoto che fa capire a mister Cosimini che il suo posto è quello di essere in campo e di portare la squadra alla vittoria. Grandissimo Ciccio Spoto che realizza 2 perle quest'oggi e porta i suoi sul 5-0, e allora il direttore di gara dice che può bastare così. Città di Messina 5, Orsa 0. Bellissima vittoria in trasferta per i ragazzi di mister Cosimini, che adesso si portano a 37 punti in classifica e vedremo se continueranno questo cammino glorioso. Per quest'oggi è tutto, per le telecamere della Wisport e del Giuseppe Milanese, alla prossima!